signore, questo è Ezio Marti, cavaliere Ezio Marti, Dai. che è uno che ha fatto tanto per Riva. Cavaliere, presidente dell'azienda autonoma di Riva, fondatore dell'Expo Su, quella che dà tanti soldi. Cavaliere, com'erano in quegli anni? Come che lei, Com'erano in quegli anni? come che lei era in quegli anni? Eh, A quegli anni era dura perché non era soldi. ah, Ecco, aveva appena finito il Palazzo dei Congressi, sì, lui era stabuita dentro di tutto. E finanziamenti non ve n'era, però qualcosa l'aveva messo insieme per inviare via, perché mi pareva utile, veramente mi sembrava proprio utile di iniziare una nuova attività, perché finora aveva fatto qualche congresso, anche senza Palazzo dei Congressi, ah. ma questione di fiere, non sapevo neanche cosa che era. Ma cos'è che mi muoveva a fare ste robe? Non so, noi, quando che è arrivato il signor Eichholz, che hanno fatto questa proposta di riunire quella decina che aveva dei colleghi espositori, cioè Sì, produttori di calzature sì. oppure grossisti, no? Ma anzitempo vedete cosa che potevano fare. Tirano fuori dei tavolini, non so dove metterle perché non avevano scaffalatura, non avevano niente. Però l'avevamo fatta e basta, è così l'ha iniziato, in poche parole. Cioè voi è praticamente messi i primi sassotti del turismo. Primi sassotti proprio di questa attività nuova. Chiaro, Ecco, chiaro, chiaro. questo, E cosa galavo in cambio? in cambio, Mm. in cambio noi non avevamo niente, avevamo gli albergatori in cambio e comunque quindi aveva gli esercizi pubblici, i ristoranti e aveva cominciato a lavorare, insomma era un'attività nuova, in poche parole. Ma se lui tornasse in Rio, fareste le stesse robe? E faria la stessa roba, sì, perché, scusa, perché non dovrei farla? La nostra attività era quella di fare promozione, di fare attività appunto di promozione e questo era un settore nuovo per noi iniziare. Come andrà a finire Riva? Come che? Come andrà a finire Riva? Dal punto di vista turistico, fieristico, Allora nel congressuale? 73, perché parliamo di quello, Mm. quello 73, insomma, si può dire che era agli inizi, insomma, vuol dire che era agli inizi perché prima era la solita attività, il solito tram tram, insomma, no? Avevamo fatto già, anche senza Palazzo di Congressi, avevamo già fatto qualche diciamo del congresso, in poche parole. Mi ricordo benissimo quei 3-4, per esempio quello della Corte dei Conti nazionale, no? Quella di urologia che era ancora il por Roberto Pedrotti di Trento, che era primario di urologia, ma aveva incaricato di organizzare il FEMA alla Spiaggia degli Ulivi, le riunioni del FEMA alla Spiaggia degli Ulivi, tutti quei che gestivano. Hanno fatto il raduno della BMW, che avevamo 500 persone, anche questi era qui, momento, della Vella, la Vella quella produttrice dei prodotti per i parrucchieri, anche lì ne è venuta tutta l'Italia, non so quanti che era qui, quella l'ha fatta a Casessa Palazzo di Congressi. Ma l'Expo Su è nata come? La struttura? Mm. Il Palazzo dei Congressi? No, l'Expo Su. L'Expo Su è venuto questo signor Eichholz a chiedere appunto, loro veniva già in vacanza a Rio, si vede, no? Fra amici, no? E l'ha chiesto appunto se poteva metterli assieme e ospitarli, no? Per fare una mostra delle varie calzature, insomma, ecco, che non sapeva neanche a noi come erano di preciso, insomma, però
noi abbiamo avuto fiducia subito nella serietà della persona, cioè, perché non era facile, ti capita qui tutto tedesco e ti dici vorrei fare, e non ti sei certo. anche, non ti garantisce, non ti niente, e sta Certo. un po' anche un rischio, insomma, dire, ecco, dove sta, diremo, anche il mio impegno personale. Questo è. Ezio Marchi, grazie. Prego, caro.